Cari telespettatori, ben ritornati nel nostro spazio con FNP CISL, ma questa volta la dedichiamo una parentesi importante, dovuta anche per parlare di tanti operatori della sanità. Lo facciamo con Marie Pallaro, ben ritornata, segretaria generale della funzione pubblica della CISL Veneto, quindi non sono anziani, ci sono anche persone che sono vicine alla pensione, certo, dicono, che però rischiano di slittare in avanti. Sì, o di tornare dopo la pensione. Esatto, per quanto riguarda i medici. Però si occupano tra l'altro anche molto e con grande attenzione degli anziani, delle persone più fragili, delle persone malate, e lavorano nella sanità, che in questo periodo è il centro dell'attenzione. Messa in crisi in modo particolare nella nostra regione, cioè messa a dura prova, diciamo così, in crisi non è andata per fortuna, ma perché da noi c'è un certo tipo di organizzazione. Sì, certo. Ed è bene anche dirlo in questa circostanza, come ribatterlo sempre, è bene circoscrivere il fenomeno, non tanto perché possa fare chissà che effetto, perché tanti dicono è semplice influenza, che poi non è, ma perché se si mette in crisi il sistema nazionale sanitario, anche locale, apriti cielo anche per i malati che hanno altre problematiche. Detto questo, possiamo incominciare a raccontare come vanno le cose. Allora, premetto che io faccio la sindacalista e rappresento anche quei lavoratori, non sono un'esperta di coronavirus. No, ma non parliamo di questo, per certo, carità, parliamo dell'impegno che c'è. Nel mio lavoro, esatto, ovviamente mi presto particolare attenzione a com'è l'organizzazione oggi, come sta andando l'organizzazione, per capire il sistema come sta tenendo. Allora, dobbiamo dire e dobbiamo ringraziare tutti gli operatori della sanità indistintamente, perché ognuno sta dando più di quello che è possibile dare, e dobbiamo dire che pur con qualche limite il sistema sanitario del Veneto sta tenendo. Sta tenendo, ma proprio grazie agli operatori che prestano assistenza, tant'è che ci sono circa già 400 operatori che sono in quarantena, per cui che in qualche modo sono stati contagiati o sono stati a rischio. È ovvio che nel momento in cui noi abbiamo operatori a rischio, questi devono essere... 400 in quarantena, che poi si dice, perché è previsto per legge che siano in quarantena, ma in realtà non sarebbero malati, giusto? Allora, alcuni ovviamente sono stati contagiati, lo sappiamo, perché insomma è quotidiano il bollettino che arriva, ma è anche naturale e normale che uno poi che lavora direttamente a contatto con questo poi sia più soggetto ad essere contagiato. E poi c'è il problema inverso, che chi è a rischio dentro il mondo della sanità ovviamente deve essere messo in quarantena per non diventare lui stesso poi strumento di contagio, per cui c'è questa grande attenzione. Però sono 15 giorni ormai, 15 giorni domani, che in Veneto è diventato così pesante, certo, il bollettino, comunque sono un po' di giorni, e chi è stato infettato all'inizio già comincia a rientrare, per cui l'importanza di contenere l'epidemia è proprio legata a questo, cioè il fatto di non avere una ressa di persone che arrivano alla sanità e la sanità non ce la fa a gestire il numero, perché teniamo conto che mediamente 1/3 dei contagiati viene ricoverato e di questi 1/5 entra in una terapia intensiva. E noi abbiamo il doppio problema, che non si ammalino gli operatori, perché altrimenti non ci cura nessuno, e che i posti letto rimangano sufficienti a garantire le giuste cure a tutte le persone che dovessero prendere questo virus, per cui bisogna rallentare il più possibile l'epidemia. Che non è una cosa semplice, no, naturalmente. Non è una cosa semplice. Allora, intanto, mentre stiamo chiacchierando, io chiedo anche alla regia che mette in onda progressivamente le slide, perché da una parte sono indicati i numeri telefonici delle varie sedi, e poi anche c'è, relativamente al coronavirus, le informazioni, l'apertura delle sedi, le assemblee e riunioni che sono rinviate, insomma alcune indicazioni importanti, quindi direi intanto di procedere. Che cos'è che soprattutto mette in difficoltà? Perché lo sappiamo, turni estenuanti, sì, e questo è un dato di fatto. Voi sindacato cosa chiedereste? Noi abbiamo già avuto un incontro con l'assessore qualche giorno fa, con l'assessore Lanzari e la dottoressa Russo del Dipartimento di Prevenzione. Noi cosa chiediamo? Chiediamo prima di tutto che gli operatori vengano messi in sicurezza per poter lavorare, per le loro famiglie, ma soprattutto per il servizio che devono erogare. Poi che siano in numero sufficiente, e su questo noi abbiamo già avuto garanzie, ma lo stanno già facendo. Hanno già dato indicazioni di assumere 215 dipendenti a vario titolo, tra medici, infermieri, operatori sanitari. Cioè assunzione proprio in organico
organico oppure quelli a contratto? Assunzioni in organico a tempo indeterminato. Quindi un aumento proprio un aumento importante. che diventa poi in qualche modo strutturale del sistema. Che è quello che da tempo viene richiesto. Certo, poi, tra l'altro. Questo in qualche modo rappresenta oggi una possibilità di garantire il sistema che funzioni, ma noi in Veneto già avevamo un problema di copertura, no? di necessità assistenziali, che in qualche modo questo aiuta. Lo stesso assessore, siccome l'epidemia purtroppo noi abbiamo il conteggio giorno per giorno ma non sappiamo quale sarà lo sviluppo, ha detto che se sarà necessario ovviamente questi numeri saranno potenziati. Noi abbiamo la fortuna che abbiamo oggi, riguarda il comparto, per cui infermieri e operatori sanitari, abbiamo delle graduatorie che sono appena state approvate, per cui non abbiamo oggi difficoltà di reperire questo personale, e questo insomma in qualche modo è già una buona notizia. L'altra parte, che è quella che non vogliamo affrontare adesso perché adesso ci occupiamo di altro, c'è l'emergenza, però c'è tutto un tema che riguarda i contratti e la retribuzione di questi lavoratori, ma anche i diritti di questi lavoratori che, passata l'epidemia, speriamo presto e speriamo senza gravi danni, è un tema che dovremo affrontare, perché fino a ieri noi eravamo i furbi del cartellino, piuttosto che siamo stati 8 anni senza contratto perché la pubblica amministrazione sembrava che in questo paese non servisse. Oggi siamo gli eroi. Noi non siamo né i furbi del cartellino né gli eroi, però vogliamo anche dignità per questi lavoratori. Sarebbe previsto, almeno l'assessore Lanzarini l'ha lasciata passare, il discorso di un premio? Allora, questo premio, che non è effettivamente un premio, noi abbiamo, ma non sto qui a dilungarmi su questo tema, noi abbiamo dei blocchi per quanto riguarda la possibilità di incrementare lo stipendio, anche per quelle regioni come il Veneto dove le risorse ci potrebbero essere. Si sta lavorando a livello nazionale perché si possa superare questo limite, e ovviamente la regione è disponibile a mettere a disposizione risorse per andare a incentivare i lavoratori della sanità. Ecco, per precisare, perché quando abbiamo detto nuove assunzioni, potrebbero essercene tra l'altro altre, non sono previsti concorsi, ma verrebbero attinte dalle graduatorie che l'azienda Zero ha già a disposizione, quindi chi è in graduatoria e fino adesso è rimasto in sospeso potrebbe rientrare in queste chiamate. Sì, noi abbiamo le graduatorie di infermieri, di operatore sociosanitario, sono state portate a termine l'anno scorso verso fine anno, per cui sono capienti e hanno molte persone che sono resi idonee e che noi da quelle graduatorie possiamo attingere. C'è un problema invece che è quello di medici, dove sappiamo che soprattutto in alcune specialità, per quanto si facciano i concorsi, non si riescono a reperire comunque personale. L'altra questione è che tra le varie indicazioni che sono state date per contenere l'epidemia è anche quello di sospendere tutti i concorsi, non quelli sanitari che servono per il personale sanitario. In Veneto, ripeto, servirebbero quelli di medici, ce n'era uno la scorsa settimana, 11 giorni fa, che però è stato sospeso anche se non era previsto dalla norma, perché purtroppo medici che dovevano partecipare a questo concorso sono impossibilitati a parteciparvi, alcuni perché proprio sono contagiati dal coronavirus, per cui anche quello al momento è stato sospeso. Per quanto riguarda invece le informazioni e la comunicazione, diciamo che il personale medico, paramedico, insomma è coinvolto in primis in questo ed è in grado anche di recepire determinate comunicazioni, però c'è un problema di diffusione di informazioni corrette, scorrette, insomma come funziona? Allora, dobbiamo dire che questa cosa funziona un po' a macchia di leopardo, perché purtroppo ci sono alcune ULSS, alcune aziende che hanno strutturato un incontro giornaliero anche con le rappresentanze sindacali, che noi abbiamo una rete molto importante all'interno delle strutture, per cui siamo in grado poi di trasferire le informazioni che ci arrivano dalle direzioni a tutti i reparti e a tutto il personale che è all'interno dell'organizzazione. Per cui alcune aziende questa cosa lo fanno, in alcune aziende noi non abbiamo avuto nessun incontro con le amministrazioni, ma non è un problema l'informazione che viene data al sindacato, che già sarebbe un problema, ma purtroppo non arriva l'informazione ai lavoratori. Noi siamo consapevoli che oggi non è facile, perché in che senso non arriva ai lavoratori? Dov'è il gap? Il gap è che credo che in alcune situazioni l'emergenza ha creato anche
anche un po' di disorganizzazione, e per cui poi tradurre in attività le indicazioni che arrivano dal livello nazionale e dal livello regionale non sia semplicissimo, per cui noi in alcune realtà vediamo che si dice una cosa, dopo un po' se ne dice un'altra, e insomma non c'è chiarezza, ecco, non c'è univocità, e allora insomma è comprensibile perché ci sta, però bisogna avere particolarmente attenzione, perché dicevamo prima, il personale sta tenendo bene, sta facendo il proprio lavoro, ma ha bisogno di capire dove si sta andando, qual è la situazione, perché stiamo parlando di professionisti che poi sono in grado di metterci anche quel qualcosa in più che arriva proprio di avere la consapevolezza di quello che gli succede attorno. Ecco, un altro aspetto che comunque è da affrontare è l'età di queste persone, perché noi avevo detto non ci rivolgiamo oggi agli anziani, però molte di queste sono anche prossime a un'età pensionabile e devono svolgere mansioni, orari pesanti, insomma, onerosi. Se noi pensiamo che quando è scoppiato il primo focolaio, quando è successo all'ospedale di Madre Teresa di Calcutta a Schiavonia, le persone, il personale sanitario che era all'interno di queste strutture è rimasto chiuso all'interno di queste strutture per più di 30 ore, è successo in Veneto ma è successo anche in Lombardia, l'abbiamo sentito. Sappiamo tutti che purtroppo le varie riforme pensionistiche hanno pesato molto su quello che è anche il personale sanitario, e noi abbiamo un'età media del personale che è di 54 anni. Ovviamente per fare età media vuol dire che abbiamo punte di persone che sono oltre i 60 anni ed è davvero difficile poter garantire la copertura dei turni, le notti, i reparti come oggi le terapie intensive, ma che sono le medicine, che sono le malattie infettive, che con un carico anche poi fisico molto pesante, perché sappiamo che poi la maggior parte dei ricoverati sono persone anziane, alle quali oltre al carico di malattia c'è anche un bisogno di assistenza fisica diretta molto pesante, e che questo ovviamente diventa faticoso anche per un lavoratore che ha già un'età di un certo tipo e che viene da 40 anni di servizio dove ha spostato persone, ha sollevato pesi e ha già delle difficoltà proprie, e questo è un tema sul quale oggi dobbiamo prestare attenzione, ma che domani dovremo trovare delle soluzioni, perché non basta oggi evidenziarlo, ma bisogna trovare delle soluzioni. Vanno trovate, assolutamente, quello sì. Poi vi siete anche prodigati per la cassa integrazione, no? Per tutte quelle aziende che sono in difficoltà, ce ne sono anche tante tra l'altro. Qual è il punto della situazione con gli ultimi provvedimenti che sono stati emanati? Allora, e sono soddisfacenti secondo voi? Allora non sarebbero mai soddisfacenti, nel senso che i bisogni purtroppo ce n'erano prima e stanno aumentando, perché insomma dobbiamo dire che c'era già un'area di crisi che stava arrivando. Oggi questa epidemia ha messo in difficoltà un intero sistema. Soprattutto in Veneto noi abbiamo molte imprese che sono sotto i 15 dipendenti e che non hanno la cassa integrazione, quella ordinaria, per cui c'è tutto il tema di garantire la cassa integrazione in deroga. Su questo tema ci sono già stati più incontri con l'assessore al lavoro competente, ma sappiamo che anche dai decreti nazionali dovrebbero arrivare risorse ulteriori. Da quello che ci dicono a livello regionale, in Veneto noi abbiamo comunque 50 milioni all'INPS che sono già a disposizione per la cassa in deroga, perché al di là del mondo del privato, molto coinvolto ovviamente, sulla quale si sta valutando cosa fare, noi abbiamo tante cooperative sociosanitarie che lavorano all'interno del sistema, per cui sono a supporto del sistema pubblico, non hanno le tutele che ha il sistema pubblico, ma che oggi sono in grande difficoltà. E questi non hanno neanche la cassa integrazione ed erano esclusi anche da altri istituti, per cui è importante oggi prevedere che anche i lavoratori di questo sistema in qualche modo gli venga riconosciuto uno stipendio per poter continuare a mantenere una famiglia. Su questo è importante anche, parlavamo prima del ruolo della sanità nella fase diretta di assistenza al coronavirus, ma ci sono poi gli altri enti, l'INAIL ma anche l'INPS, che sono fondamentali poi nell'erogazione di questi sussidi, per cui quando parliamo di pubblica amministrazione parliamo in senso generale, perché poi noi possiamo avere le risorse, ma dobbiamo avere anche chi poi queste risorse le mette a disposizione di chi poi ne ha bisogno in questo modo. Ecco, gli operatori, tornando un po' alla sanità, gli operatori del settore sanitario chiedono anche
la collaborazione dei cittadini, ovvio, con certi comportamenti da tenere e tutto, anche dei medici di base, che sono un po' dovrebbero essere il filtro, no, cosiddetto della sanità, però purtroppo diciamo che è un elemento sotto certi profili un po' lacunoso e non soddisfa le aspettative dei pazienti, insomma, in qualche modo. Lì non si riesce a intervenire, non riuscite a intervenire. Allora, forse perché per alcuni sono reputati anche bravi, hanno moltissima fiducia, altri invece no, e di conseguenza ci sono masse, centinaia di persone che afferiscono ai pronti soccorsi, certo, perché non hanno una certo, risposta certo, che reputano adeguata, perché ormai il cittadino sappiamo che è informatissimo, sa tutto, si aspetta già una risposta in virtù di un'autodiagnosi che si fa. Allora, su questo, anche qui credo sia opportuno distinguere. La Regione Veneto ha emanato un regolamento di 40 pagine che tratta proprio di ogni aspetto della sanità, di ogni professionista, per cui parliamo medici di medicina generale piuttosto che all'interno dei servizi eccetera, con quelli che sono poi i comportamenti che devono essere tenuti nei confronti dell'utenza per garantire l'assistenza e per garantire la sicurezza. Per cui io devo dire che ad oggi tutti stanno facendo il proprio dovere, qui non c'è nessuno, perché poi vediamo anche nei dati che i medici di medicina generale sono tra i primi che in qualche modo hanno subito, no, il contagio da questo punto di vista. E questo è un tema per cui ad oggi tutti stanno rispondendo nel modo adeguato. C'è invece un altro aspetto che è parte di quelle fragilità che dicevamo prima che noi dovremmo affrontare superata questa epidemia, è che è proprio il tema dell'assistenza primaria sul territorio e dei pronto soccorsi. Una delle cose che noi stiamo vedendo oggi è che il pronto soccorso sono dimezzate le presenze nei pronto soccorsi. Le presenze di medici? No, le presenze di utenza. Ah, di utenza. Ah. È buono questo. Nonostante, ovviamente... Questo in questo momento preciso? In questo momento preciso il dato medio del Veneto è che sono dimezzate o anche di più le presenze all'interno dei pronto soccorsi. Ovviamente sono dimezzate quelle presenze che erano codici bianchi o quelle attività che non avevano urgenza o emergenza e che probabilmente hanno trovato una soluzione senza cure particolari. Questo nonostante negli ambulatori medici ci si vada solo nei casi particolari, dopo il triage telefonico, dopo tutta una serie di questioni. Allora qui c'è da un lato l'aspetto che va educata la popolazione, per cui certo, sì, è sì. tutta una questione, no, di punti di vista e va in qualche modo attenzionata. Dall'altro c'è il problema annoso che i medici di medicina generale non sono dipendenti del servizio sanitario, infatti quello sì. Sono convenzionati, per cui in qualche modo anche no, le forze di contrattazione che si mettono in campi sono diverse, per cui però è un tema che va assolutamente affrontato. C'era un progetto di legge regionale che doveva riorganizzare le medicine di gruppo che venivano ancora dal precedente piano, che non avevano poi dato i risultati che si sperava. Il nuovo piano aveva visto una modifica di queste medicine di gruppo. C'è un progetto di legge ancora fermo in quinta commissione da anni, da quando è stato approvato il piano, non si sa più niente, però noi le cose, gli appunti li abbiamo tutti, per cui saremo pronti il giorno dopo a riprendere in mano questo elenco. Perfetto, io chiedo di nuovo alla regia se ci può mettere in onda le slide, che così un attimo le cominciamo. Qua vediamo coronavirus, CISL informa, le informazioni che vengono date, qui le vediamo, l'apertura delle sedi, appunto le sedi, gli uffici recapiti CISL di Vo, in provincia di Padova, resteranno chiusi fino a diverse disposizioni, per disposizione delle autorità centrali e locali. Tutte le altre sedi del Veneto sono aperte solo su appuntamento, quindi questo in risposta a quanti di voi hanno lamentato la chiusura. Su appuntamento, quindi basta telefonare. Riunioni e assemblee sono rinviate, e quindi questo è il secondo punto per ovvie ragioni. Ogni direzione ospedaliera stabilirà limitazioni degli accessi dei visitatori nelle aree di degenza e così anche le direzioni delle strutture residenziali per non autosufficienti, le case di riposo, limiteranno l'accesso dei visitatori e degli ospiti. Altra cosa fondamentale, quindi inutile che se avete una persona ricoverata
ricoverati in ospedale andiate in 2 o 3 perché tanto uno per volta non vi lasciano passare, niente da fare. Idem nelle case di riposo che poi si incominciano ad ammalarsi. Gli anziani delle case di riposo è un problema. Si raccomanda di seguire il decalogo del Ministero della Salute per il rispetto delle regole basilari di igiene e di sicurezza di 1 metro di distanza a tenere tutti quanti, non ci si dà la mano, ci si pulisce e ci si lava continuamente le mani. Occhio alle truffe, altra cosa importantissima, nessun medico operatore sanitario si reca a casa dei cittadini, sia ben chiaro che questo è successo con tantissimi anziani, nessuno va a casa di nessuno per eseguire né controlli né tamponi né niente, sono truffatori, quindi non si apre la porta e si chiama immediatamente la forza dell'ordine. C'è il cellulare per fare prenotare le visite, qualsiasi cosa. Ci sono numeri verdi ovunque. Esatto, le informazioni ufficiali arrivano solo dalla Regione del Veneto, dalla Protezione Civile, quindi se guardate su internet quelle sono informazioni certe. Il numero verde regionale per le informazioni sul coronavirus è 800 46 23 40 e quello nazionale del Ministero è 1500. Passiamo alle 10 regole da seguire, che quelle è bene tenerle sempre. A questo punto passo, ecco, queste sono eccole qua, vogliamo illustrarle, vuole dirle lei? Sì, allora queste sono le 10 regole che insomma già dai primi giorni dove insomma in Italia è arrivata questa emergenza noi vediamo continuamente. Ecco, credo che tutti dobbiamo davvero rispettare queste regole che sono poi non complicate, non cose impossibili da garantire. Però leggiamole e ripetiamole. Sì, allora lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Anche se sono bambini, per cui gli anziani non vadano vicino ai bambini che hanno la tosse, eccetera, perché se si ammala. Qualunque, ma io direi proprio anche evitare quei contatti con persone che possono essere state a contatto, perché sappiamo che abbiamo 14 giorni di tempo di incubazione, per cui, e poi in molti casi sono asintomatici. E ancora non toccarti occhi, naso e bocca con le mani, perché sappiamo che il contagio avviene naso-bocca, ma avviene anche tramite il contatto con gli occhi. Non prendere farmaci antivirali o antibiotici. Coprirsi col gomito quando si starnutisce, si tossisce. Usare i fazzoletti monouso questa sarebbe la buona educazione che invece tuttora non imperversa, soprattutto tra i giovani. Purtroppo queste regole fanno fatica ad entrare, per quello è bene ripeterle, perché devono diventare regole di vita. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol, usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate. Per cui ecco, anche la mascherina serve soprattutto a chi è contagiato, non tanto per evitare il contagio, e va usato soprattutto nei casi in cui all'interno di strutture ci sono indicazioni per doverle utilizzare, anche perché, e qui apriamo un'altra parentesi, abbiamo il grosso problema dell'approvvigionamento dei sistemi di sicurezza, per cui insomma è bene farne l'uso corretto e soprattutto le mascherine, quelle monouso, è inutile avere una mascherina monouso che io uso 10 volte, magari tocco con le mani sporche, perché può diventare a sua volta uno strumento di contagio e non uno strumento di difesa, per cui anche su questo diventa importante prestare attenzione. E poi i prodotti made in Cina, i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi perché il contagio rimane per determinati giorni, quindi tempo del viaggio non fa rimanere. Anche se pulire le cose che magari si prendono da fuori, quello sì, darci una pulitina, disinfettarli, magari, perché io pensavo tante volte vai al supermercato, compri le cose, la metti in frigo, passo, se si dice che il contagio dura potrebbe essere, quindi stare un po' più attenti all'igiene in generale. Ma soprattutto nel momento in cui si frequentano posti pubblici dove magari c'è stato qualcuno prima di noi in tempi ravvicinati. Vediamo velocissimamente le sedi CISL con i numeri telefonici che, se siete interessati, li trovate anche sul web, li trovate un po' ovunque anche sull'elenco telefonico. Comunque sono da chiamare per Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza per avere tutte le informazioni, sempre naturalmente su prenotazione, qualsiasi cosa. Quindi le attività restano aperte per tutti indistintamente, però solo su prenotazione. Non abbiamo fatto tempo a parlare, ne parleremo magari un'altra volta, per quanto riguarda gli anziani soli in casa e un po' più isolati. Usare tanto il telefono. Usare tanto il telefono e stare molto attenti che poi trovare sistemi sostitutivi, perché poi la depressione può diventare la nuova epidemia di dopodomani. Per cui su questo... però il fatto che se escono e frequentano luoghi eccetera, quelli sono i più vulnerabili anche, quindi la raccomandazione per gli over 75. Grande attenzione su questo. Esatto. Grazie Mary Pallaro, grazie a voi di averci seguito come sempre, a presto per un altro appuntamento.